Buondì, siamo qua per un'altra intervista di Intra la nostra dente per l'Istituto di Ladin della Dolomites. Siamo in Bragarezza con Tiziano Baldini del comitato Aiva Nostra, il presidente, e con Alfio Ciprian, che lei è il presidente del comitato per la ricostituzione delle regole dal FOR. E volendo scorrere dell'Aiva in cui e vi domando a voi, Tiziano, quel che è il comitato Aiva Nostra e in can che lei nasù. Il comitato Aiva Nostra è nato spontaneamente nel novembre del 2004, quando le prime fatture, dopo che non si vedeva più fatture dell'Aiva da Sican, e luogo un sistema di fatturazione che non poteva sopportare, quindi è stata una roba spontanea che è cresciuta di suo, insomma. Chiaramente le anche sempre una buona parte della gente che la sta su un piola aspettava a vedere che sozzia che non ha aderito al comitato, insomma. E quindi lei nasù perché l'hai fatto per il problema delle bollette che le luga? Sì, perché non ritenevano giusto e venire penalizzati in una maniera del genere a pagare cifre stratosferiche in che la gente l'ha fatto che l'era fa, in che chi ha detto che l'era da fare, l'ha fatto. Ciò nonostante siamo cattati in una situazione che era insostenibile, insomma. Che le tanta gente che ha anche con tanti schede da pagare anche se in odore all'Aiva, no? No che non l'adora, neanche se non l'ha l'Aiva, perché le anche gente che ha fatto fatture di 400 euro e l'Aiva non l'ha in casa. Cioè, perché Casule anche così, ancora anche gente che vive ancora come una volta, che la fa, se la ha e se fa la casa, pur di in tanti va se trova l'Aiva in te brand, quindi Aiva in te casa non ha, però la fattura è lunga in stesso. Quindi mi domanda come che può essere, sì. Sì. E adesso vi domando a voi, Alfio, le anche altri progetti del comitato per il problema della privatizzazione dell'Aiva, che lo deve fare il comitato? La privatizzazione dell'Aiva noi partecipato, per il referendum, hanno fatto un banchetto al FOR tempo fa e ancora su 260 firme contro la privatizzazione dell'Aiva. Per me la in massa generica direi mi sono favorevole che la resti pubblica l'Aiva, però la mia idea sarà quella che qua da noi la resterà dei consorzi di valle a noi che la venga gestita in loco l'Aiva, e possibilmente che la politica la resti fuori è una roba utopica, dico sempre, no? Però purtroppo sarà politico che se la gestiscono noi sta Aiva, casù in televai. Ecco, questo è il mio e lo in via queste 200 e più firme, è una roba che la gente la sente con il soldo o no? In generale, tutti. Non voglio essere polemico. L'unica mancanza che l'Estat su tutto questo movimento che ha fatto con il soldo, sostenuto tutta la gente soldo, le manca l'amministrazione pubblica, gli amministratori, e chi non si è mai presentato, chi passati e anche chi che è adesso. Quindi, non sai, se a loro forse non gli lugar fatture del genere come che ne luogare a noi, che li ritengo giuste, mi dispiace anche, sto tanto, perché non sai se bisogna dire che l'amministrazione comunale, qui va in amministrazione comunale, a un dato momento vengono simbrusai, si ritengono forse quasi colpevoli di che società, invece noi non è che riteniamo sto tanto. Il falso roer, vengono votati, stai lì, e sono a caro che qui vede che le val de malamente, che le val che le contro la rente del LUC, partecipano a questi movimenti, invece purtroppo sta la sua mancanza, insomma, ecco. No, ma che l'estate anche a riunioni se si accatà, no? Fra la rente. Ancora, questa settimana che ha un'intenzione di fare un'altra e di cercare di insimpinare che sono io fino adesso, ecco, questo è, no? Cercando di capire adesso come che l'è la storia, come che sei lugai a toccare pagare bollette anche a chi che non ha l'Aiva in te casa e come che l'era gestita prima l'Aiva. Sì, la questione è anche abbastanza semplice per modo di dire, nel senso che nel 1994 le venne fuori la legge Galli che chiaramente la imponeva, una legge statale che la imponeva a tutto il territorio dello Stato di fattura l'Aiva a consumo, tant'è che nel 1994 a quel tempo il comune era anche commissariato, peraltro il comune l'ha fatta a mutuo per comprare i contatori per tutti.
Sta di fatto però che le Sion Lugai del 2003, lui, no? Che l'atto gli ha dato il mandato alla BIM GSP e qua in soldo negocia è ancora il contatore, cioè in a 200 su 2100 utenze. Quindi la DEN non era a norma con i contatori? Evidentemente no, qui nella ditta cioè ufficialmente le carte che cantano il comune che si stai mai a mettere sul contatore in novembre del 2004 e quindi si sono già penalizzati come automaticamente perché che Sempre già in ritardo. sì, perché che le tariffe dell'atto che al nostro comune anche la firma, anche elle, prevedeva che chi che non è al contatore a prendere denaro del 2004 disse a pagare 250 metri cubi a utenza o 80 metri cubi a persona. E questo indipendentemente che io sia il contatore o no, perché che io luga fatture anche a chi che non ha l'AIVA? Perché il comune ha semplicemente trasmesso i dati anagrafici catastali della DEN che ha casa qua e anche a chi che non ha l'AIVA in te casa, che però ha un appartamento che come che dicevo prima, capita anche a cui che le DEN che in luga se la ha e se tegni monte la casa e loro stessi, semplicemente lorando l'AIVA del Brent, anche a chi è lugato 250 metri cubi di AIVA da pagare. Quindi sarai da sistemare, da mettere a posto perché chi non è perduto i compagni, sarai da fare sul consumo effettivo. Sì, ma come che dica, a me personalmente, noi che a casa mia ho messo sul contatore il 2004, in dicembre del 2004, e anche per il 2006 mi luga una fattura a forfait, no a consumo. Quindi le proprio sbagliai i conti, insomma. Ma mi non sai, probabilmente anche a loro che ha affidato al BIM GSP a fare tutte le robe impresse e chi chiaramente non era in grado di gestire una roba del genere. Voi dire, a Bellumi era già tutti a norma, o magari anche in Agort o chissà dove. Qua non era neguncia a norma, ma non perché non si volesse si mette a norma come chi continua a dire, semplicemente perché non è la ditta il fa. Perché fino al 31 dicembre del 2003 noi paghiamo un tributo al comune. Basta. Fisso. Al contatore la on, se un buon di salire dei numeri e paga un che consumone, basta. Niente di più e niente di meno. Anche durante, intanto che le viene su tutta l'avvertenza con la BIM GSP, ha un portato una mozione firmata in comune, ma non ha... E lo sta con tante firme? Sì, diciamo 259 anche agli insomma, sì, dei 4 punti che portava in comune in accettare un solo, che era praticamente che scrisse a statuto che l'AIVA è un bene comune e non cedibile. E l'ha fatto chiaramente solo che dopo che le è venuto il decreto Ronchi, no prima. Sono contento anche di così, insomma, intanto al manco so che volere o volare e metto a statuto che l'acqua è un bene incedibile, che non può venire privatizzata, al manco il che, insomma. Per il resto siamo all'arrembaggio. E Alfio, magari voi pure dire come che le regole le potrai cambiare a sta maniera di gestione? Ma la mia idea è quella che prima di tutto grazie all'istituto di Ladin di Neaido Mandavalc, anche qua in soldo può anche riguarda l'AIVA, però mi ritiene che proprio questi istituti sul territorio culturale e come particolarmente le regole le purerai a in mano anche che si tratta alle amministrazioni comunali, cioè che le scommenze entrare nelle amministrazioni comunali e eliminare, perché che se noi in provincia di Bellum continuano a tenere che ne comanda, che va su e che governa dentro menestrata dai partiti statali, non dirò mai da nessuna banda, da che 50 anni fanno gli stessi discorsi che facevano 50 anni fa. Quindi mi auguro che se non tutti quanti una mossa, no? In maniera di perché le solchi sono solo che noi, del luogo, che può cambiare le robe. Non può aspettare chi da fuori che ne promette, se no, come hai detto, non lugarò mai a nia. Ecco. Mi auguro che tra una roba e l'altra si crea questo movimento anche delle vai che creano questi comprensori e se la gestiamo noi. Vuol dire che è un'altra roba, perché quasi tutte le prese delle AIVE le sul terreno regoliere. Sarà ben peccato che i disse in mano ai privati, ecco, che dica. Che siamo buoni anche noi di gestire le robe e quindi pure sono fare da soli. Va bene, vi ringrazio allora di discorrere con noi e se vedremo alla prossima volta. Grazie. Grazie mille.